Signore e signori, benvenuti nuovamente in un'altra puntata di Toscana Sprint. Siamo alla Rocca Sillana Pomarance. Lo so, non è un abbaglio, sono con Andrea Berton. Lo so, voi mi dite cosa ci fa su Toscana TV e perlomeno cosa ci fa con lo speaker Daniel Guidi. Signore e signori, stasera veramente è un'emozione unica per me. Io ti saluto Andrea, grazie di essere dell'obiettivo di Toscana Sprint e Toscana TV. Piacere mio, buonasera a tutti. 30 settembre 2017, Andrea Berton, ti ricorda niente? Mi ricordo che 10 anni fa esatti, verso più o meno quest'ora, ero a una festa per più o meno come quella di stasera, diciamo che però era molto più fresco il ricordo della grande impresa di Paolo Bettini, mondiale di Stoccarda, il secondo consecutivo, meravigliosa vittoria dopo una settimana di polemiche, difficile, veramente memorabile, penso che si possa utilizzare questo aggettivo. Ebbene sì, avete capito bene, Paolo Bettini in questo momento si può dire su scherzi a parte? Più o meno quasi su scherzi a parte, perché lui non sa nulla della festa che gli stiamo preparando, che gli state preparando, siete stati voi, bravi. Voi dovete sapere che Paolo Bettini è stato ingaggiato per una girata in mountain bike sull'Imbrunire per arrivare alla Rocca Sillana per poi poter mangiare qualcosa in compagnia degli amici di Pomarance, ma mai si immagina che veramente qui alla Rocca Sillana troverà veramente tutte le persone che furono loro care in questo 2007 tanto agguerrito ma poi tanto amato. Eh sì, ci sono suoi compagni di squadra dell'epoca, direttori sportivi, compagni di viaggio storici della carriera di Paolo e di quel mondiale in particolare, per celebrarlo, ricordarlo e far vivere a Paolo una grande serata di festa come merita un campione di cui tutta la Toscana, tutta l'Italia e quindi anche queste terre che sono le sue terre, insomma, devono essere orgogliose. Signore e signori, non vi rimane che allacciare le cinture perché grazie veramente a tutto lo staff che era presente nel 2007, chi in televisione, chi veramente in prima linea, noi voleremo come una macchina del tempo a Stoccarda 2007. Mi raccomando, buoni davanti all'immagine perché ci sarà da vedere delle belle. Grazie per ora Andrea. Buono, esci. Caro Paolo, per te un momento tanto particolare Paolo. Sono gli amici di Pomarance, gli ha insegnato o ti stanno insegnando anche loro che lo sport ha bisogno di cuore Paolo. La voce mia Paolo sicuramente la conoscerai. Noi ci eravamo lasciati il 9 aprile nella 20ª edizione Green Fondo Paolo Bettini. I ragazzi di Pomarance ti hanno voluto portare nel posto più alto dove veramente si domina Val di Cecina. In questo momento te per loro Paolo sei proprio tutto, sei proprio il massimo di quello che loro chiedono. Abbiamo notato che tante volte le persone si dimenticano, ma risottolineo Paolo, ha insegnato a Pomarance, ai colori amaranto, ai colori del velo Etruria, cos'è lo sport e quando va fatto con cuore. L'hai dimostrato in tutte le battaglie che te hai affrontato. È facile essere Paolo Bettini, ma Paolo Bettini ha sofferto. Io non so quello che ti potrà succedere ora Paolo.
può essere lo speaker che ha già conosciuto la voce, ci possono essere altre persone, ma sicuramente tutto quello che ora accadrà è perché Paolo Bettini rimarrà Paolo Bettini a vita. Tra poco veramente sarà un inizio del tuo momento. Ed eccoci alla volata mondiale, siamo a 200 metri dalla conclusione, alla curva secca a destra che immette sul rettilineo d'arrivo. 5 uomini al comando del campionato mondiale di Stoccarda, edizione 2007. Paolo Bettini con il lussemburghese Frank Schleck, il tedesco Stefan Schumacher, il russo Alexander Kolobnev e l'australiano Cadel Evans che ai 700 metri ha tentato l'ultimo attacco subito stoppato da Schumacher e poi da Bettini, concentratissimo su questo mondiale. Ultima curva, Paolo la prende all'interno, in seconda posizione la anticipa Kolobnev. Vediamo se Paolo riesce a rimontare. 200 metri alla conclusione con Bettini che esce verso le transenne. Vieni Paolo, vieni Paolo, sì, campione del mondo, campione del mondo, campione del mondo. Signore e signori, ancora Paolo Bettini! E ancora non finisce qui, non è finita qui signori, abbiamo appena iniziato! Rimani ancora bendato perché adesso facciamo un gioco. Vabbè, la mia voce l'hai riconosciuta, eh? Chi sono? Ciao Andrea. Ciao Paolo. Adesso devi riconoscere anche qualcun altro. Vediamo se li riconosci. Adesso diranno una frase e tu dalla frase che diranno dovrai capire chi sono. Ovviamente dalla voce, perché la frase sarà più o meno la stessa per tutti. Vabbè, vado in mezzo qua dietro. La frase è io c'ero, anche se non c'era. Tu non c'eri, io non c'ero, però vediamo se ti riconosce. Io c'ero. Le voci mi sembra Zazà. Esatto! Risposta giusta. Io c'ero. Ripetiamo un'altra volta. Io c'ero. Lui c'era. Puoi dire anche passo, perché Paolo Bettini non è... ci ragiona dopo, ci ragiona dopo. Compà, io c'ero. Eccolo, Conti, Andrea, non sta sicurare, questo... Un indizio. Aspetta fuori, dillo. Ero a casa e l'ho vista alla televisione. Anche te sei bastardo. A casa si fanno Conti, ha detto. E allora, siamo pronti a dare tutta la nostra riconoscenza con un grande applauso al campione del mondo di Paolo Bettini! Con la corona. Proprio non te l'aspettavi minimamente? No, Zero totale. sinceramente pensavo che dopo il famoso bastardo anche lui si è rotta la bicicletta. Sì. No, pensavo che dopo lo scherzo di scherzi a parte di essere diventato un po' più furbo, invece ci casco in pieno. Bravi, complimenti. Vabbè, si sono Chi è che non ho divertiti. riconosciuto? Lui è adesso in bagno, ma è... Eccolo, è arrivato! Oh, no, a te proprio non ti ci facevo stasera. Cioè, non ti ci facevo a nessuno. A te proprio. No, non l'avevo riconosciuto. Vabbè, vogliamo ricordare un po' quella serata mondiale, quel pomeriggio? Sono arrivato, siete stati bravi, bravi. Beh, io che a Pomarance sono bravi ormai è anni che l'ho scoperto. Però bravi, mi avete lasciato senza parole. Che devo dire? No, adesso riviviamo il mondiale, mica cominciamo. Siamo su una macchina del tempo, ti riporto indietro di 10 anni. Qua ti facciamo rivivere i momenti, perché cioè, mica finisce qua la serata. Tu pensavi di andare a casa in fretta, avevi impegni? No, ecco, perfetto. Perché ci pigliamo il nostro tempo.
torniamo al... cioè, scusa, perché qui sono venuti ad ascoltare te e i tuoi racconti, i loro racconti. Allora, intanto voglio sapere una cosa. Sì, la corona. Cioè, te la devi tenere quella. Ci sono. No. Leggo io. Dai, purtroppo devo tenerli tutti e due. Ma partiamo da... Se ti dicono 2000... Intanto tu qualche tempo fa hai detto, un po' polemicamente, un po' scherzosamente, che della tua vittoria ci si ricorda in pochi, che a volte gli addetti ai lavori se ne dimenticano. Dai, stavolta no. Hanno rimediato, dai. Poi era un anniversario bastardo quello di agosto, perché non era nemmeno cifra tonda, sicché va bene, dai. 13 anni. Questo invece 10, beh dai, sono già passati 10 anni anche dal secondo mondiale. E io non so cosa dire, veramente, mi avete fregato, Ma sai Paolo che di quella telecronaca lì per me ha rappresentato il momento più bello in assoluto, più gioioso, più divertente della mia carriera giornalistica. Quindi, e te lo devo proprio dire, ti devo ringraziare, perché tu eri, vabbè, telecronista, il giornalista è un lavoro, uno deve essere un po' neutrale, però eri il mio idolo. E hai vinto il mondiale davanti ai miei occhi, dopo una settimana terribile, è stata una settimana particolare. L'avresti vinto anche senza quella settimana? Ma io credo che quel mondiale è venuto grazie anche a tante cose, ma grazie anche a tutti quelli che sono qua, grazie anche a quella persona lì che è Guido Marangoni, che è quello che mi ha fatto stare tranquillo. Andrea era mio compagno di camera e mi diceva: a te come fai a stare tranquillo così? C'ho chi lavora per me perché io sono sereno. Credo che tutta l'atmosfera che si era creata mi ha compensato quella condizione che mancava. Non ero sicuramente in condizione come alle Olimpiadi di Atene o come al Mondiale di Madrid, che poi è andata come è andata, ma credo che quel mondiale è stato il mondiale dove sono andato più forte. A Stoccarda non andavo forte in quel modo, se ho compensato la condizione perché mi hanno fatto incavolare, ma soprattutto perché avevo una grande squadra in tutti i sensi, dai compagni di squadra, grande armonia tra di noi e, ripeto, mi sono sempre esaltato quando mi stuzzicavano e quel giorno lì l'abbiamo completato. Doveva arrivare anche, ma era al Giro dell'Emilia, non so se ha fatto in tempo, se è riuscito, anche Franco Vita, visto che poi non credo sia arrivato per la verità, ma visto che sulla miraglia c'era Franco Ballerini, una parolina per Franco, un ricordo di Franco di quel giorno, magari particolare che ti viene in mente, un aneddoto. Ma di tutta quella settimana, Franco, siamo partiti già dall'Italia, dall'Italia per raggiungere Stoccarda con le prime polemiche. Franco ha fatto quello che sapeva fare meglio, ha sfruttato e forse me l'ha trasmesso, ha sfruttato il momento per responsabilizzare sempre di più il gruppo e per tenerci concentrato su quello che stavamo facendo. A posteriori lo possiamo dire, l'operazione di Stoccarda, Guido, che poi ha avuto il suo trascorso, è stata fatta dai tedeschi per destabilizzare la nazionale italiana. Un mondiale che in qualche modo volevano destabilizzare, avevano l'idolo di casa e noi ci siamo caricati in quelle che loro vedevano la loro opportunità di giocarci contro. Franco è stato bravo come sempre, è stato bravo come è stato ad Atene, come è stato bravo fin dal 2002 con il Mondiale di Cipollini in poi. La forza di tutti era quella di creare e tenere il gruppo insieme e fare esprimere al gruppo il meglio che poteva dare. Franco ci ha sempre trasmesso questo e noi siamo sempre adoperati per tornare indietro a quello che Franco voleva, a quello che chiedeva da noi. Allora, insieme a Paolo accomuniamo anche con un bel applauso anche Franco Ballerini, commissario tecnico di quella nazionale. Io avrei tante domande, io mi ricordo venni al ritiro della nazionale, dicevo vabbè Paolo non parla con nessuno, dico sì ma io con Paolo ho un rapporto, figurati se con me non parla. Paolo, no, non hai parlato quella settimana, ti sei cucito la bocca, avevi paura di dire cose fuori posto. Ma anche, un po' mi conosci, no? Se mi parte la lingua. No, ma era un modo per isolarsi da quelle che erano le polemiche appunto e concentrarsi su quello che era il nostro lavoro. Io avevo deciso di non parlare, ma non è che l'avevo deciso io, l'avevamo deciso con Franco. Era quello che volevamo, vivere il nostro gruppo, vivere
la settimana di avvicinamento del mondiale per dimostrare a tutti che non si temeva nessuno, nemmeno quelli che volevano sparlare. Pertanto ti chiedo scusa adesso se non ti ho parlato. Figura. Allora facciamo una cosa, mi hai già ripagato, diciamo. Facciamo una cosa, ci rivediamo gli ultimi 2 chilometri del mondiale. Siamo pronti? Cosa si prova e poi c'è l'ultimo atto, brutto dirlo così, però dell'inizio della serata. Ma cosa si prova? Tanta emozione, sono sincero, rivedere il video è una cosa, l'ho visto tante volte, la rabbia lo potete vedere, è stato uno sprint, una volata di rabbia, di cattiveria, lo volevo a tutti i costi. Non lo so se si può già entrare nelle virgole ora, vuoi che ti dia già qualcosa, visto che qui stasera c'è qualcuno, l'abbiamo ricordato poco tempo fa, l'ho ricordato poco tempo fa, il gesto che ho fatto sulla linea di arrivo, che ormai è rimasto storico, no? Le 3 fucilate, poi interrogate l'avvocato e vi spiega perché 3 fucilate, e soprattutto il buon Alessandro Tegnier, perché ho rischiato pena doppia perché quando un gesto è premeditato non c'è sconto di pena, no? L'ho pensato a 4 giri dalla fine, io ho detto io non solo devo vincere, io non posso vincere e basta, io gli sparo, e quello lì veramente è un gesto che ho pensato 4 giri prima. Visto che ho tirato in ballo Tegnier, c'è un aneddoto molto particolare, ma che poi ripercorre un po' quello che è stato io quando ero corridore, me ne inventavo. L'ho fatto anche in altre gare, in altre situazioni, in altri modi, ma questo mondiale che lo volevo in maniera particolare per tanti motivi, al suono della campana, all'ultimo giro, quando 1 chilometro dopo la linea d'arrivo più o meno sulla destra c'era lo Spazio Italia, Casa Italia, dove la federazione ciclistica praticamente radunava gli sponsor, gli invitati, gli italiani, e lì c'era Alessandro Tegnier che giustamente da buon tifoso non solo era aggrappato alle transenne, praticamente fuori dalle transenne, e io quando sono passato l'ho visto fuori mi cercava, e l'ho visto da lontano, l'ho puntato, e quando ci sono arrivato, che ho visto che mi guardava, mi sono indicato, gli ho fatto vinco io, e questo è rimasto nella storia, vero? Un gesto nostro, poi ve lo racconterà lui. Però se è vero che è una macchina del tempo, siamo targati 2007, manca una maglia, giusto? Eccola. E qui veramente te la devi indossare, Paolo. Questo ancora lo posso dire, Velo Etruria, Stefano Gazzarri, 2 parole me le puoi lanciare. Presidente Maggi. Due sì, hai ragione, due sì. Ora Paolo si va cambiando e si comincia a mangiare, queste qui sono le 2 parole. Perfetto, veramente l'applauso sulla vestizione. Nuovamente siamo nel 2007, sicché fondamentalmente un ritorno al passato, e qui veramente le foto, l'applauso, signore e signori, Paolo Bettini, targato 2007, allacciatevi le cinture signori, perché tra poco voleremo a Stoccarda. Oramai, Andrea, siamo atterrati a Stoccarda virtualmente, abbiamo assaporato già le prime emozioni dell'arrivo di Paolo, veramente di tutti gli amici, di tutti i colleghi si può dire, perché ex non si usa mai la parola, ma ora ci rimane veramente rincarnarsi in questo 2007, e te Andrea devi veramente fare un passo indietro perché te eri lì. Eh sì, ero lì a pochi metri da quella vittoria di Paolo, e ho vissuto anche i giorni di avvicinamento. Una cosa che mi piacerebbe fare, che adesso cercheremo di fare insieme, è quella di farci raccontare alcuni dettagli, alcuni aneddoti di come si è arrivati a quel mondiale, alcune curiosità dei giorni di vigilia di quella memorabile, straordinaria giornata a Stoccarda. Luca Guercilena, tu curavi Paolo da direttore sportivo allora della Quick Step, oggi team manager della Trek, una grande squadra che ha disputato una grande Vuelta con Alberto Contador in chiusura di stagione. Da
direttore sportivo ma anche preparatore, perché tu insomma ti occupavi anche di questo aspetto e curavi molto, stimolavi molto Paolo sul peso. Come ci arrivò a quel mondiale? Te lo ricordi? Avevate delle discussioni frequenti voi? Sì, no, devo dire che quel mondiale Paolo non era sicuramente al 100%, però il peso fortunatamente era ottimo. Finale di stagione non è mai stato un problema per Paolo. L'inizio di stagione ogni tanto ci vuole un paio di mesi per cercare di arrivare al peso forma giusto, però Paolo è stato un grande professionista, quindi sapeva quando era il momento giusto per impegnarsi anche da quel punto di vista. Ma come facevi a tenerlo a bada sul mangiare? Che armi usavi? Bisognava mettere in cassaforte il vasetto della Nutella a colazione, l'unico modo possibile. Era difficile chiaramente, però diciamo che il ritiro di dicembre era consentito. A gennaio si tappava il vasetto a metà mattina e poi dalla Tirreno in poi lo nascondevamo del tutto. Davide Bramati, e qui è una soddisfazione. Davide, intanto grazie di essere qua accanto allo speaker amatoriale, perché prima noi ci aveva Berton che è un professionista, io sono uno speaker amatoriale e c'ho Davide Bramati. Davide Bramati, passaggio nei prof nel 90 e poi, giusto, se ricordo male, nel 90 poi conosciuto lavorativamente Paolo Bettini e da lì è iniziato il rapporto con Paolo Bettini. Stasera presentissimo anche te alla festa di Paolo. Sì, sicuramente con Paolo ho iniziato una nuova carriera quando è arrivato in Mapei e niente, ci siamo trovati subito bene insieme. Io venivo spesso qui nella bella Toscana a allenarmi con lui e penso che sono dei bei ricordi e sono qua anche per questo. Davide, mi devi una soddisfazione, si va poi sull'umano, ma Paolo da capitano, ok? Che persona è? Cioè, io conosco Paolo nella vita così, però Paolo da campione proprio di moda, ultimo grido, da capitano, che rapporto aveva con il gregario, Davide? Ma io devo dire che Paolo con i gregari aveva veramente un grande rapporto, lui è veramente una persona molto umana, io con lui sono stato veramente molto bene, sono dei ricordi che sicuramente ci ricorderemo ancora fra 10-20 anni e speriamo di ritrovarci in altre situazioni come queste di questa sera e niente, veramente un grazie a Paolo. Ultimo aneddoto, le voci di corridoio dicevano che te sei riuscito a dormire una notte in rosa con la maglia di Paolino, è vero Davide? Sì, questo è vero, è un aneddoto che è successo al Giro d'Italia, lui vinse a Tropea la tappa, indossò la maglia, la maglia era un po' piccola, però io sapendo di non poter mai indossare questa maglia durante un giro ho voluto indossarla una notte, la maglia di Paolo. Con Alessandro Tenier, che oggi è diciamo, il responsabile delle relazioni con la stampa della Quick Step, ma lo era già all'epoca e ha anche un grandissimo legame di amicizia con Paolo, quindi insomma diciamo il portavoce, l'addetto stampa, si possono usare tante definizioni, e Guido Marangoni, grande amico anche lui di Paolo, che possiamo dirlo è il suo avvocato, e in quel momento ce n'era bisogno. Vogliamo ricordare che cos'era successo? Che c'era questo documento che l'UCI voleva far firmare, che però non aveva un grande valore legale effettivamente. Paolo si rifiutò di firmarlo. In breve, senza troppi tecnicismi, riassumici quella storia. C'era il famoso documento etico che l'UCI si era inventata di far firmare ai corridori, che prevedeva che un corridore eventualmente beccato per doping dovesse restituire il compenso, o meglio dovesse pagare il compenso all'UCI. Ci avevamo lavorato durante l'inverno e Paolo aveva fatto una serie di osservazioni e insomma questo documento non gli andava giù e ci eravamo non rifiutati di firmarlo, avevamo firmato un documento che appunto era stato rivisto da Paolo, motivo per cui insomma qualcuno in Germania se l'era preso, l'aveva preso come diciamo pretesto per cominciare la settimana di bagarre insomma. E Paolo ha sempre detto, insomma, la vicinanza di amici come te e come lui mi ha permesso di restare tranquillo, ha detto Paolo, e di concentrarmi sul mondiale. Poi sappiamo com'è andata a finire. Quell'aneddoto che ha raccontato Paolo è bellissimo, ma è vero, tu lo cercavi ovviamente perché un pochino facevi il tifo, si può dire, no? per l'amico Paolo Bettini, e proprio lui prima dell'ultimo giro t'ha dichiarato che vinceva. Sì, è stata una cosa pazzesca, eravamo lì in 4-5 persone, c'era anche Rosella di Sidi che tu conosci bene,
Paolo passa, noi sai ci sporgiamo dalle transenne come si fa sempre in quei momenti, lui passa, ci vede, mi vede e indica a se stesso e dice io primo. Mancavano 14 km, 15 km all'arrivo, passati tutti in fila indiana e lui a 40 all'ora si è accorto di noi e ci ha salutato. È stato un momento incredibile, la gente attorno a me mi ha detto ma ti ha appena detto che vince? Ho detto sì, se conoscete un po' Paolo questo è il suo stile. E la cosa bella di Paolo, forse la più bella cosa di Paolo l'ha detta Cerea, che è il suo massaggiatore. Vi chiedo un parere velocissimo, se lui ha detto Cerea: io ho massaggiato tanti campioni, la grandezza di Paolo è che anche quando ha cominciato a vincere Olimpiadi, Mondiali eccetera è sempre rimasto quello di prima. Forse è questo un po' il segreto dell'amicizia che vi ha portati tutti quanti. Umile, umano e intelligente, questo è il campione, questa è la differenza tra lui e qualsiasi altro. Pochi aggettivi per descrivere Paolo. No, per me non uso degli aggettivi, dico un amico vero anche in momenti difficili non solo per lui ma anche per noi personalmente, una persona sulla quale abbiamo sempre potuto contare e ancora adesso possiamo contare. Una cosa che mi ricordo di Cerea, per esempio, del rapporto tra Cerea e Paolo, è una cosa incredibile. Quando Paolo ha vinto la Milano-Sanremo, che era il nostro primo anno alla Quick Step, quella sera io sono rientrato in hotel verso l'1 di notte perché avevamo una cena con degli sponsor. Arrivo e vedo la porta di Paolo, nella camera di Paolo un po' aperta, quindi dico ma cosa, non è possibile, all'1 di notte alle 6, lo sai bene, alle 6 di mattina per la Sanremo tutto è già in movimento, i corridori stanno già facendo colazione. Entro e Paolo aveva addosso la maglia all'epoca di Coppa del Mondo, perché ti ricordi aveva vinto la Coppa del Mondo l'anno precedente, ed era davanti allo specchio, la provava, alzava le braccia e diceva a Cerea ma la puoi per favore provare per favore a cucirla un po' qui dietro, puoi provare a rimpicciolirla un po' qua? Io gli dico ragazzi cosa fate? E Paolo mi dice io domani vinco la Sanremo, devo essere impeccabile quando la vinco. Questo per dirti qual era lo stile che ci manca un sacco di Paolo Bettini. Anche questo era Paolo Bettini. Siamo con Stefano Zanini. Stefano Zanini, eri un gran velocista all'epoca, Stefano. Mi difendevo, dai. Ho preso anche delle batoste, però... Primo italiano a vincere l'Amsterdam Gold Race. Esatto. Per ora promosso. Dimmi una cosa, a parte scherzo, grande Stefano, oramai qui siamo, la cosa bella di questa serata, zero istituzionalità, tanto cuore, e quando l'abbiamo visto con le immagini sull'ingresso di Paolo, che veramente sia lui che non sapeva quello che gli aspettava, ma poi voi che avete toccato con mano Paolo da vicino, veramente nella parte anche più intime, quando si parla di sport, è un bel ricordo per voi e rimarrà sempre indelebile. Sì, assolutamente, lui è un gran campione, una grande persona, un grande uomo, e sono felicissimo di essere qui, dell'invito. Ringrazio tutti voi di questa bella serata, di questa giornata. Ho visto Paolo emozionato, anch'io sinceramente, perché è sempre bello rivivere queste grandi emozioni, queste grandi imprese. In questo caso è stata veramente una vittoria di un Paolo veramente tosto, indistruttibile, insomma una cosa, già lo conoscevo sotto certi aspetti avendo corso insieme, ma lì ha veramente sconvolto tutti. Stefano, sicuramente 10 giorni di fuoco per poi andare a correre e per poi trionfare, è un po' come una favola, perché 10 giorni dove si sparava su Paolo, però è come se sparavano anche su di voi, di conseguenza era veramente questo fortificarsi come un fortino, questa nazionale, questo CT, è un ricordo anche a Ballerini, e veramente la voglia di far bene, la cattiveria agonistica che ci vuole anche a cose normali, ma amplificata veramente dal retroscena che c'era stato, che è stato anche difficile, ma poi questa rabbia, questa adrenalina va portato veramente a essere una nazionale indistruttibile. Sì, in effetti credo che queste cose a Paolo lo gasavano tantissimo, no? Lì in quei giorni c'è veramente stato adesso mi emoziono un grandissimo capitano che era Ballerini, che ha trascinato
nel modo giusto tutta la squadra, li ha uniti, veramente ha creato un gruppo fortissimo dove appunto, cioè, indistruttibile, e questa credo che sia stata la forza della nazionale in quel giorno. O in quel periodo, diciamo, perché nel periodo di Franco veramente abbiamo visto delle belle cose. La nazionale era composta da corridori veramente forti, intelligenti e altruisti. Stefano, noi ti ringraziamo perché, come ho detto, questa macchina del tempo ci avete portato nel 2007 e in realtà siamo nel 2017, 10 anni, ma vedo che sempre che ti emozioni quando si parla di questi racconti. E signori, quando il ciclismo ha cuore, Stefano Zanini. Buonasera, grazie ancora dell'invito e sì, mi emoziono perché amo il ciclismo, è la mia vita e bene così, insomma. Grazie Stefano. Grazie a voi. Con il marchigiano Andrea Tonti, storico gregario, quante pedalate, milioni di pedalate date per Paolo Bettini. Consumate le cartilagini. Consumate le cartilagini, compagno di camera a Stoccarda perché eri in nazionale, hai partecipato a quel mondiale. Descrivici tu lo stato d'animo di Paolo, era davvero così tranquillo come lo vedevamo? Com'era in camera Paolo la sera? Si sfogava? Raccontaci. Quanti minuti abbiamo? Uno. È stata una settimana importante, è un avvicinamento fatto da mesi, quindi l'obiettivo, diciamo, dell'anno per lui e anche per noi. Chiaramente eravamo lì a difendere già il mondiale conquistato l'anno prima a Salisburgo e poi tutto un tratto esplode questo caso Bettini all'insaputa proprio totale di quello che era accaduto, perché noi eravamo in volo proprio in quel frangente, quindi una settimana piena di polemiche, piena di problemi che inizialmente erano distanti da tutto il contesto gara nazionale, poi alla fine iniziavano a diventare problemi da dover comunque gestire anche internamente, quindi stavamo assieme praticamente 24 ore e per quanto fosse un problema importante lo gestiva in maniera molto tranquilla e serena, tant'è vero che era la mia domanda abbastanza frequente: ma come fai a stare così tranquillo con tutte queste giornali, comunque sia comunicati stampa che escono, che parlano, dico di un qualcosa che non è mai neanche esistito, ma mai lontanamente neanche pensato potesse accadere. E quindi all'apparenza magari era una serenità che covava sicuramente tanta rabbia nel suo interno, e il modo per liberarsene sicuramente è stato quello che migliore non ci poteva essere, insomma. Quindi la vittoria poi la domenica è stata l'energia in più, che sicuramente quella molla che è solamente la rabbia, solamente quelle situazioni che devi tirar fuori il 111% ti posso dare, anche perché non aveva una condizione stratosferica quel periodo, era un ottimo Paolo Bettini ma non un eccellente Paolo Bettini, quindi l'abbiamo visto sicuramente in altri ambiti più performante, ma quel giorno grazie ai nostri nemici, diciamo così, mediatici, gli hanno creato quella rabbia che gli ha permesso con la classe di vincere. Raccontaci tu come lo hai saputo, dalla radio, dall'ammiraglia, chi vi ha dato la notizia, te lo ricordi quel momento? La notizia che aveva vinto, perché tu veramente... Sì, collegati via radio, poi lungo il percorso comunque sia bandiere italiane, urla negli ultimi 800 metri, chilometri, quindi si era ormai... Ma sapevamo che era rimasto in fuga con 5, non sapevamo chi fossero i 5, sapevamo che Paolo era comunque sia molto veloce, in arrivi ristretti ha sempre saputo comunque sia dire la sua, e quindi quando abbiamo percepito questa ondata d'azzurro che sventolava su Stoccarda, poi dalla radio insomma ci hanno comunicato che aveva vinto, e lì abbiamo comunque sia goduto la grande. Ancora le sorprese non possono mancare, subito siamo andati a prendere Silvia Paretti, campionessa italiana 2005, prof. Silvia, anche te qua nella festa dell'anniversario 10 anni di Stoccarda 2007, dimmi una cosa,
ma non andiamo su quello che veramente parla di ciclismo, ma veramente sul personale di Paolo, visto che so che ogni tanto qualche pedalata insieme viene fatta, no? E questo veramente, che tipo è Paolo? Sì, l'abbiamo fatta appunto anche oggi, come sapete non sapeva nulla, abbiamo organizzato questa pedalata con sorpresa finale, quindi penso sia stata una cosa molto carina. Sì, ogni tanto pedaliamo insieme, l'abbiamo fatto sempre fin quando abbiamo iniziato l'attività agonistica, essendo diciamo vicini, capitava spesso di allenarsi insieme, ecco, quindi... Paolo lo conoscete tutti, adesso pedala per piacere come lo faccio anch'io e niente, ci divertiamo ancora con la bici. Voi dovete sapere che Silvia Paretti, persona stimatissima, è stata proprio la protagonista che ha creato questo scherzo, perché per confondere l'idea a Paolo Bettini bisognava usufruire di una persona super seria con un passato, e Silvia Paretti, ma dimmi una cosa, ma come avete fatto a convincerlo di questa pedalata? Ma non si era accorto di nulla? No, tra l'altro gliel'ho ridomandato anche adesso, ma non ti eri accorto di niente? No, non si era accorto di niente, perché comunque io organizzo delle escursioni in bicicletta, ho a che fare col turismo sportivo e gli avevo chiesto se per favore poteva venire a fare con me una pedalata, perché qui in questo bellissimo posto che è la Rocca Stillana ci stavano aspettando dei giornalisti sportivi, e con questo diciamo l'ho un po' fregato, ecco. Fregato, giornalista io potrò esserlo, sto scherzando, veramente una bella serata, noi Silvia ti ringraziamo e che dire, alla prossima, perché Pomarance ci riserva tante sorprese. Sì, Pomarance, Velo Etruria, lo sai benissimo, sono veramente, quando fanno le cose ci mettono veramente il cuore, vogliono tantissimo bene a Paolo, a me, comunque sono delle persone appassionate di ciclismo e da queste cose si vede veramente chi vuole bene alle persone, ecco. Allora, siamo al gran finale di questa festa a sorpresa per Paolo Bettini, decennale del Mondiale di Stoccarda. Io adesso lascio il microfono a Paolo, che a uno ci, in qualche modo, non dico presenterà perché un po' li abbiamo già presentati, però insomma fare una battuta con ciascuno, magari ci racconta un aneddoto, una storiella, fa una battuta, quello che ti viene in mente, a piacere, non è preparata, anche perché è una festa a sorpresa, con gli ospiti d'onore, quelli che ti hanno accompagnato per gran parte del percorso della tua splendida carriera. Io ti lascio il microfono, anzi i due microfoni, e tocca a te. Prego. Grazie Andrea, grazie a tutti. Niente, improvvisiamo, hai detto improvvisiamo, giusto così. Io intanto devo ringraziare veramente tutti per quello che avete fatto, ringraziare tutti gli amici di Pomarance, del Velo Etruria Pomarance, che siete fantastici, inutile negarlo, quando uno lavora bene e fa le cose per bene si merita anche i complimenti, pertanto grazie, mi avete fatto emozionare, fortuna che mi avete bendato, pertanto qualche lacrima è partita ma non l'avete vista, dai. Li vado a beccare uno a uno, è il mio gruppo, quello che storicamente è il mio gruppo, manca qualche pedina, ho saputo oggi, ho saputo adesso quando sono arrivato qui di Paolini che ieri si è infortunato, pertanto non è potuto venire, Matteo Tosatto, ma poi fondamentalmente ci sono tutti. Il primo lo becco qui a sedere, che Davide Bramati per noi è il Brama, e lui può dire quello che vuole, ma nel ciclismo viene chiamato il Murigno del... No, mi siedo. È inutile negarlo, dai. Siamo partiti da lontano, però aneddoti, una battuta. Ricorda te cosa hai fatto quando hai smesso di gareggiare, 2006, e la prima cosa che hai fatto, cosa mi hai detto in quell'anno e poi cosa siamo andati a fare? Ma la prima cosa... In Sardegna eravamo. Sì, siamo andati in vacanza in Sardegna dopo il campionato nazionale e parlando con Luca Guercilena, che era il mio e il suo preparatore, si è deciso di fare un luglio veramente intenso per provare a vincere il campionato del mondo che a Paolo mancava, perché l'anno prima a Madrid era veramente in condizione, ma è scappato per poco e niente. A luglio ci siamo messi sotto, io
lo allenavo in macchina, lui in bicicletta, io lo seguivo in macchina e siamo stati alcune settimane via da casa per preparare il campionato del mondo e alla fine penso che il primo mondiale penso che sia stata la ciliegina di un lavoro fatto per 2 mesi. Vero, mi ha caricato in macchina dopo luglio, dopo in Sardegna che lui mi ha caricato in macchina e in macchina siamo andati a Salisburgo ad allenarsi e a vedere il percorso per conto nostro, io e lui. L'abbiamo presa da lontano, ma tanto per far capire come interpretavamo noi e come si lavorava. Zazà, vieni qua, dai. Zazà, l'ho svelato prima, Stefano Zanini, ma per tutti noi è Zazà. Per tutti noi è Zazà. Zà, niente. Raccontaci cosa ti pare. Aneddoto. Allora, siamo partiti una tappa in maglia rosa, lui, non io. All'arrivo ho perso tutto, sul palco eravamo premiati per la miglior squadra il giorno prima e così sul palco mi dice: Sa, dimmi, dov'è l'Intergiro domani che ripiglio la maglia così a Grosseto rimetto la maglia rosa? Cioè, appena perso la maglia rosa. Già subito pensava a come riprenderla, perciò era a Manciano. Non perdeva tempo. Era a Manciano. Grazie. Alessandro Tegnier, Tex, per noi è il Tex. Ne potresti raccontare, ma non le raccontare da Miretta che è meglio. Io voglio che tu gli racconti come sei arrivato a noi, nel senso al mondo del ciclismo e poi da lì come è partito la nostra avventura. È stato quasi per caso, nel senso che comunque io all'epoca ero militare, mi ero laureato, quindi avevo l'anno di militare perché all'epoca sono vecchio, era ancora obbligatorio. Quindi... 74 come me. Esatto, scusa, quindi non vecchi. E niente, ho scritto un curriculum e l'ho inviato alla Mapei, ma più che un curriculum ho scritto una lettera aperta, una sorta di follia di 2 pagine, nelle quali raccontavo il mio amore per la bicicletta e la passione che avevo e mi hanno chiamato. Mi ha chiamato Aldo Sassi, pensavo fosse uno scherzo, invece era vero, poi ho parlato con Squinzi, poi alla fine sono arrivato in questa squadra. E forse una delle cose, io direi forse la cosa più divertente di quell'anno, la prima esperienza con Paolo, diciamo, campionato di Zurigo. Paolo veniva da un periodo dove non avevi vinto molte corse. Era da febbraio al Giro di Malesia che non vincevo, era il 2001. Ecco, io non lo volevo dire, l'ha detto lui, quindi va bene. Arriviamo al campionato di Zurigo e Paolo con una corsa incredibile vince questa corsa. Per me era la prima volta, era la prima esperienza al suo fianco come ufficio stampa, ok, c'erano state altre gare, ma questa era proprio la prima che ti vedevo vincere, quindi l'emozione della vittoria, eccetera. Saliamo in macchina, andiamo in aeroporto e sulla strada verso l'aeroporto lui mi guarda e mi dice: ho notato una cosa, ho notato che ti piace proprio le biciclette, E gli ho detto: sì, mi piacciono. E lui, era il 2001, mi ha detto: facciamo così, tu resta con me fino alla fine della mia carriera e prima della fine della mia carriera mettiamo tutte le maglie che esistono nel ciclismo. E la prima cosa che ho pensato, ho detto: ma questo è scemo. Questo si è bevuto il cervello. E invece qualcuna l'abbiamo lasciata, dai, una maglia gialla non si è mai presa, però il resto l'abbiamo compensato. Sì, vabbè, poche comunque, no? Però è vero, non hai preso la maglia gialla ma l'hai fatta mettere a qualcun altro e in una mitica tappa a Morzine con Richard Virenque, anche quella è una giornata indimenticabile. Vabbè dai, sono veramente troppe. Grazie. Andrea Tonti, chiamiamo all'appello Andrea Tonti. Dov'è? È qui dietro, non ti vedevo. Abbiamo detto per tutti Andrea Tonti, ma l'ho detto appena sono entrato da bendato, Cumpà perché è stato il mio ultimo Cumpà, il mio ultimo compagno di squadra, sì, ma di camera. Abbiamo fatto l'ultimo periodo di carriera insieme e era il mio compagno di squadra nel famoso mondiale di 10 anni fa. Che dire, è stato... Vabbè, una delle parti più belle della carriera
indirettamente che ho vissuto come quello che poi era il mio ruolo, diciamo, in corsa. Chiaramente con un capitano come lui non si poteva che aiutare, perché poi vincere era più che capace, quindi si prefissavano degli obiettivi importanti. Il mondiale era in quegli anni l'obiettivo principale, un avvicinamento del 2007 molto particolare, poi si è creata anche un'amicizia che è andata ben oltre la parte lavorativa, la parte sportiva, che si è creata quella sintonia che poi anche in gara chiaramente fa anche la differenza, perché se devi lavorare, quindi diciamo togliere tutte quelle che sono le tue ambizioni personali per un altro compagno. Sappiamo che il ciclismo è uno sport dove la squadra è importante ma vince il singolo, quindi la maglia giustamente la vestiva solamente Paolo. Noi lavoravamo al 110% per lui, perché sapevamo che era uno dei pochi, anche se avevamo dei capitani importanti quegli anni, una squadra importante, molto forte, e la nostra dedizione era uno per tutti, tutti per uno. Insomma, il nostro motto è stato sempre quello, e la forza dell'Italia in quegli anni soprattutto è stata quella, quindi si individuava chi quel giorno, anche in maniera molto onesta, stava bene o stava male, cambiando anche a volte in gara le scelte su chi si andava, o le strategie, cambiando appunto i ruoli, cambiando le tattiche. Paolo in questo era sicuramente un grande stratega. Stoccarda, oggi parlavamo anche dell'ultimo mondiale, delle possibili tattiche da poter attuare. Sicuramente la nostra nazionale era una nazionale che prendeva la corsa in mano a 100 km dall'arrivo, non era una nazionale che aspettava l'ultimo giro. Sapevamo che non potevamo aspettare l'ultimo giro, e per cercare di vincere dovevamo portare allo stremo delle forze gli avversari, perché poi contavamo su dei capitani molto forti e non ci risparmiavamo. Quando per radio, quando a Stoccarda mi diedi la botta sul pantaloncino, mancavano più di 100 km all'arrivo, non è che ero contento, cioè che cazzo mi manda al suicidio, però quello sapevi che eri lì per quello, sapevi che mi avevano convocato per quello e sapevi che dovevi far fatica per quello. Poi dopo di me entrava in scena l'altro, poi c'era l'altro, poi c'era chi rientrava, chi subentrava, per poi finalizzare tutto nella vittoria. Un meccanismo che ha sempre funzionato, perché fondamentalmente avevamo dei gran finalizzatori, insomma. Questa è stata una mia esperienza. Grazie compagno. Non vedo... Ah, Guido, eccolo qua. Guido? Sì, no, lo devo coinvolgere, perché poi Stoccarda. Abbiamo iniziato dicendo che Stoccarda è stato anche un mondiale particolare per quello che si era creato di atmosfera e quant'altro, no? Per un gioco della sorte, avete capito che noi fondamentalmente abbiamo lavorato tutti insieme, ma fondamentalmente siamo un gruppo di amici. In questo gruppo di amici l'ultimo a entrare in maniera marginale, ma nel momento giusto, è stato Guido Marangoni, che è avvocato e in quegli anni mi seguiva e mi segue anche oggi quando c'è bisogno, perché era amico di Alessandro Tegnier, perché si conoscevano a tempi dell'università e quant'altro. Non lo dire. Hanno frequentato qualche corso di laurea. Niente, io mi ricordo che prima di partire dall'Italia, stavamo partendo dall'Italia per andare su a Stoccarda, lui mi dice solo una cosa: sei sereno te? Sì, allora pensa a vincere il mondiale, io monto in macchina e vengo a Stoccarda. E lui è venuto a Stoccarda a gestire quello che io non dovevo gestire. Io dovevo pensare a rimanere concentrato sul mondiale e tutto il resto l'abbiamo lasciato al suo lavoro, a quello che è il suo lavoro. In pochissimi lo sanno, però stasera lo può dire, che ce ne frega, tanto ormai il lunedì mattina in pochissimi sanno. Spiega te alle 8 la mattina dove eravamo. A fare un interrogatorio con la polizia criminale di Stoccarda, seduti su un letto di una stanza d'albergo, presa apposta per fare questo interrogatorio che ci avevano chiesto ancora, credo, il giovedì o il venerdì, ecco. Dopo il mondiale. Cioè, in realtà è nato tutto come ho detto prima, da inizio 2007, con quella famosa infelice dichiarazione etica, dove appunto Paolo ha voluto puntualizzare alcune cose.
Mi ricordo che credo il giorno in cui voi siete arrivati a Stoccarda mi ha chiamato Alessandro, mi ha mandato un messaggio dicendomi attenzione, sta succedendo qualcosa, ed era solo il primo di tutte le cose che poi sarebbero successe, cioè la famosa esternazione del sindaco di Stoccarda che aveva detto che della Doberman, rinominata signora Doberman, che aveva detto che appunto Paolo Bettini non era ben gradito nonostante fosse il campione del mondo in carica, perché appunto non aveva firmata questa dichiarazione etica che probabilmente la signora non aveva manco letto. Ma quella è stata solo il primo dei famosi colpi di scena, dopodiché è intervenuta la TV tedesca che ha rincarato la dose con le famose pseudo dichiarazioni che poi in realtà non esistevano, di Sienkiewicz, eccetera, eccetera, eccetera. E lì mi ricordo che c'era proprio il problema che addirittura il comune di Stoccarda aveva fatto un'azione d'urgenza in tribunale per cercare di non far correre Paolo. E io sono arrivato credo il venerdì mattina a Stoccarda e con la radio in macchina stavo parcheggiando in albergo e ho saputo in quel momento che il tribunale aveva respinto questo ricorso, perché noi eravamo pronti a farne eventualmente un altro d'urgenza per farlo correre, eccetera. Erano momenti veramente, insomma, un po' da cardiopalma. Poi vabbè, pian piano la cosa si è sopita e è rimasto lo spazio per la gara evidentemente, e poterla vivere in prima persona, più da tifoso che da avvocato, nel senso che, cioè, essendo sempre stato tifoso di ciclismo, trovarmi un pochino al fianco del protagonista in una corsa che è la corsa più importante della stagione e addirittura a dover fare il proprio lavoro per quello che è il campione, l'amico e anche uno dei corridori più importanti della storia, insomma è stata una cosa, forse l'ho realizzata dopo, il lunedì mattina quando abbiamo fatto l'interrogatorio, quello che lui aveva fatto. Ecco, ricordo solo un aneddoto, appunto il venerdì un po' la tensione è scemata, il sabato ci sono stati un po' di schermaglie eccetera, ma poi la situazione, insomma, ognuno ha un po' pensato più al mondiale fortunatamente che non a fare esternazioni, e mi ricordo che eravamo in camera con Paolo, Alessandro e Andrea e appunto si parlava del percorso e Paolo ha detto una cosa, ha detto l'ultima curva bisogna prenderla all'interno, e prima sentendo Andrea che riprendeva la telecronaca e ho pensato a quel momento davanti allo schermo, al maxi schermo con Alessandro a Casa Italia, quando ho visto lui in diretta prendere l'ultima curva, diciamo che il cuore ha cominciato a palpitare perché voleva dire molto, insomma, ecco, anche se non era ancora arrivato. Grazie Paolo e grazie a voi. Grazie a te. Grazie Guido. E ora coinvolgiamone due insieme voglio Francesco e Silvia. Poi con Silvia si faranno i conti che oggi mi ha tirato una fregatura, vabbè. No, perché insieme? Perché fondamentalmente con Francesco e con Silvia dov'è? Luca Guercilena, che poi è sempre stato il mio preparatore, in realtà mi hanno allenato loro. Perché se io non avevo loro che la mattina venivano ad aspettarmi sotto casa e mi prendevano per portarmi ad allenare e mi riaccompagnavano a casa con le ore che dovevo fare, molto probabilmente mi sarei perso in qualche bar a bere qualche caffè. Non ci credi? Anche sì, ne avevamo diverse zone. In realtà è vero, Francesco è un ingegnere e in quegli anni studiava, faceva l'università, aveva del tempo, perché no, tra uno studio e un altro anche per coltivare la sua passione, ma una passione e un'amicizia che parte da lontano. Io e questo ragazzo qua, lui è ingegnere, io ho fatto quello che ho fatto, ma andavamo all'asilo insieme. Ci siamo conosciuti quando andavamo a 4 anni, andavamo all'asilo insieme, poi ci siamo persi e lui poi ha ripreso la bici come fanno in tanti, perché qualcuno gliela consiglia per star bene, e ti ci sei un po' ammalato, sì, come tutti. Sì. Non l'ha più lasciata e tra uno studio e un altro mi allenava, era un mio compagno di allenamento, e c'è stato un anno quasi c'era venuto il dubbio se farlo passare a professionista o no, andava più forte di noi. E Silvia uguale, lei è una carriera dedicata al ciclismo, campionessa italiana, pertanto li trovavo sotto casa, mi venivano a prendere, mi accompagnavano, facevano più chilometri loro di me, questa è la verità. Stasera c'è una parte di quelli che, tanto per far capire chi ho avuto intorno e perché io mi sono sempre divertito veramente andando in bicicletta. Alla sua festa di laurea noi eravamo con la Quistep, allora la Quistep in ritiro a Marina di Cecina, e Francesco mi chiama e mi dice: io avrei un sogno, faccio la festa di laurea, mi piacerebbe tu venissi a salutarmi.
In quanti siamo venuti? Tutti. Tutta la Quistep, lui ha avuto in esclusiva tutta la Quistep alla festa di laurea. Vabbè, finiamo qua, sì. Va bene così. E niente, con Silvia poi ho detto facciamo i conti con calma nei prossimi giorni. Beh no, un mese fa mi dice segnati il 30, blindalo perché abbiamo un impegno e niente, brava, mi ha fregato. L'amici serve per questo. No, vabbè, gli avevo detto che c'era siccome io mi occupo anche di cicloturismo, gli ho detto che c'era dei giornalisti sportivi che ci aspettavano qua a Roccasillana e niente, abbiamo fatto una bella pedalata, un po' dura la salita per venire su, ma insomma dai, ce l'abbiamo fatta. Io ringrazio tutti, davvero grazie di cuore e non posso dire altro, grazie. Però un saluto dai nostri sponsor bisogna ve lo faccio fare, grazie. Sì, ma grazie a voi, grazie a questa associazione di Pomaranci che per il ciclismo sta facendo, credo, l'impossibile. Stasera è una dimostrazione perché anch'io sono stato invitato, non avevo capito bene, no? Perché chi mi ha invitato non me l'ha detto. Dice, ma domani sera c'è una scena alla Sarocca di Sillana, però dopo non sapevo nulla, dico, ma strano, ma mi immagino questa cosa, l'ho saputo stasera quando siamo venuti qui poi alla fine. Però io credo che, ecco, domani pensiamo invece a promuoverlo il nostro territorio perché state facendo cose egregie con uno sport che è fatto di pura passione perché pochi anni fa questa cosa non c'era e quindi grazie poi dopo anche a Paolo Bettini che ha creduto in loro, in tutti noi, nel nostro territorio e che noi ci speriamo anche che si continui questa vostra passione e per il nostro territorio. Stasera mi sembra che ci sia una rappresentanza di personaggi e di sportivi che fanno onore a tutta l'Italia, a tutti noi, a noi specialmente perché qui siamo riusciti a fare qualcosa di veramente grandioso. Per cui dico domani facciamo una bella promozione, diciamolo quello che è stato fatto oggi. E grazie a Paolo perché Paolo è uno sportivo che penso che abbia, non ci sono parole per quello che è riuscito a fare in un tempo anche continuo a questo modo, perché queste vittorie, chi non ci si può dimenticare di Paolo Bettini. E credo che possa ancora dare tanto al ciclismo, perché non credo che Paolo Bettini sia finito qui, oltre che come atleta, ma anche come poi dopo una persona che darà tanto al ciclismo. Grazie a tutti. Un grazie a questi ragazzi del Veletruria che io sto proseguendo, praticamente seguendo da tantissimo tempo, era già quando 20 anni fa, forse di più, forse mi sbaglio, quando vennero le prime volte con Stefano a chiedere il primo contributo forse a una delle imprese che noi rappresentiamo qui a Pomarance e abbiamo seguito sempre per tutti gli anni. Un forte ringraziamento perché per la nostra zona questa associazione secondo me è fondamentale perché stando un po' a margini di quelli che sono le città, il ciclismo qui nella zona con Veletruria è sicuramente una certezza perché tutti gli anni si ripete. Specialmente ora negli ultimi tempi che Paolo è venuto qui e che è stato rafforzato ancora di più una situazione di questo genere qui e si crede tutti che si possa andare avanti nel tempo. Via. Grazie di nuovo di questa bella serata. Io ringrazio l'associazione
che noi abbiamo sempre appoggiato ormai da 15 anni, credo, forse più, e crediamo anche noi che il territorio l'abbiano sempre rappresentato in maniera forte. Ci abbiamo creduto e continueremo a crederci e ci fa veramente piacere esserci e rappresentarci. Grazie. Due parole, è difficile in doppia veste di amministratore di una delle cooperative del territorio, diciamo sì, che nella cooperativa sociale che appunto è l'Ideal Coop, e anche come consigliere e tesserato appunto del Veletruria. Ecco, al di là di, senza nulla togliere al calcio e al basket, che poi sono i fondamentali, diciamo sì, sport italiani, anche il ciclismo legato appunto alla promozione del territorio ci spinge, diciamo sì, a appoggiare questa associazione affinché, mi sento di dire, possa rinascere quella capacità imprenditoriale che possa fare anche da rotore per far sviluppare appunto il turismo. Quella di stasera non era la scena del Veletruria, ma è stato anche uno sforzo, diciamocelo, anche economico, come Veletruria, che però è sì finalizzato appunto alla promozione e allo sviluppo, perché no, del cicloturismo, e mi rivolgo a Silvia, che in qualche maniera possa decollare. E quindi rinnovo il nostro appoggio al Veletruria, e ringrazio e buona serata. Va bene, allora non mi resta di ringraziare, ripeto, tutte le mogli ci sopportano, secondo me è una cosa fondamentale, e poi vedete ragazzi, questo ragazzino qui, che vi garantisco, una cosa mi dispiace tanto, averlo conosciuto troppo tardi. E ci siamo conosciuti quando lui era quasi a fine carriera, e questa cosa a me mi è dispiaciuta perché l'ho vissuta sempre troppo da spettatore tifoso più che da amico. E niente, bene così, speriamo di averti fatto una bella sorpresa, spero che tu sia contento. Ora si taglia la torta davvero però, dai, vai. Si può dire la famiglia, i parenti, sono con Francesco, sono con Andrea e sono i nipoti di Paolo Bettini, e poi sono con Veronica Alessandri, che è la collaboratrice di Paolo. Esattamente, sì. Allora, partiamo da nipoti. Francesco, pratichi le due ruote, hai vissuto veramente ciclismo fino dalla giovane età, hai vissuto la storia Paolo, hai vissuto veramente l'asse anche con Alfredo Martini, tanto giovane, però tanti bei ricordi. Sì, forse quando ancora correva mio zio ero sempre un po' troppo piccolo per capire queste cose, però ho dei buoni ricordi e mi ricordo sempre che quando lui correva o eravamo a casa o eravamo sulle strade a tifarlo. Dimmi una cosa, te non so se pratichi le due ruote, però sicuramente c'è la droga, fra parentesi in positivo Paolo Bettini, e cosa ne pensi? Sì, diciamo, io ho praticato ciclismo da giovanissimo a juniores e niente, dall'interno non realizzi quello che realizzano le altre persone, però poi ripensando a quello che ha fatto capisci d'avere una persona fra virgolette famosa in famiglia. Sicuramente, come ho detto a inizio viaggio, allacciamoci le cinture perché si sta per andare in Stoccarda 2007, Veronica Alessandri, collaboratrice di Paolo. Anche te hai vissuto questo ritorno al passato, questa serata piena di emozioni, sei la collaboratrice di Paolo, e dimmi due parole, proprio spendi due parole per Paolo, perché se ne è già spese tanto, ma io credo per Paolo non c'è mai il basta, no? A spendere due parole. Certo, non c'è mai fine. Beh, Stoccarda 2007 io l'ho vissuta direttamente, ma dietro le televisioni anch'io ho corso in bicicletta fino alla categoria juniores, quindi comunque lo seguivo fin da piccola, diciamo, è stato sempre chiaramente un campione, il mio idolo, e Stoccarda 2007 me lo ricordo molto bene, e adesso ho l'onore di affiancarlo e di lavorare con lui in quello che è il ciclismo attuale, con varie attività in programma, e niente, è sicuramente un grande onore affiancarlo in tutto questo. Veramente io ho appena detto, Stefano, nell'intervista precedente, dove mi dispiace ritornare
alla realtà nel 2017, perché oramai mi ero abituato a vivere in questo Stoccarda 2007, anche il Velo Etruria, il popolo di Pomarance è riuscita a creare un altro miracolo. Qui col presidente Maggi, veramente tutti i tesserati, che me ne mancherà tantissimo, sono riusciti a creare questa macchina del tempo, una macchina del tempo veramente che siamo andati nuovamente 10 anni indietro e si è rivissuto proprio tutte le emozioni e tutte le virgole che ci hanno spiegato proprio nei minimi particolari di quello che è successo. Ma vi avevo lasciato a una festa dello sport a Pomarance qualche mese fa. Io ho definito il popolo di Pomarance, il Velo Etruria, riesce a far battere il cuore a qualsiasi cosa che non si muove a Pomarance prende vita. Presidente Maggi, veramente onorato di essere qui da voi stasera, di avervi conosciuto già in passato e state facendo veramente delle grandi cose per il territorio e in primis per le due ruote. Sì, noi intanto ringraziamo Bettini perché la storia della nostra associazione è molto legata alla figura di Bettini come campione del ciclismo e ci ha dato tanto stimolo sia per accrescere la passione dei pomarancini, diciamo, del popolo della Val di Cecina nei confronti del ciclismo, sia anche per valorizzare insieme con il ciclismo il nostro territorio. Infatti la Gran Fondo che noi organizziamo ormai da 20 anni ora ha come testimonia proprio Paolo Bettini, il quale ci segue da vicino e ci dà continuamente suggerimenti e stimoli. Quindi per noi ricordare la sua carriera in un momento importante come questo, il 10° anniversario della sua vittoria nel campionato del mondo, è il minimo che si potesse fare per essergli riconoscenti, ma anche per ripartire di qui, per andare ulteriormente avanti e quindi continuando a lavorare nel campo del ciclismo con la Gran Fondo che facciamo ogni anno nel mese di aprile e anche cercando di diffondere questo sport ancora di più tra gli appassionati del nostro territorio. Stefano Gazzarri, io ho pronunciato delle parole sull'ingresso di Paolo Bettini qua alla Rocca. Io ho detto: Paolo vi ha insegnato a usare il cuore, però sono convinto che anche il Velo Etruria sta facendo capire a Paolo che persone siete, che team siete. Infatti la piena di fiducia per Paolo che nutre nei vostri confronti vi sta portando veramente a fare delle cose dove non è facile. Ripeto, risottolinea, festa dello sport pochi mesi fa e questa macchina del tempo veramente che chiunque voleva essere qui stasera. Beh, noi partiamo da un presupposto fondamentale. Prima cosa siamo un gruppo di amici, naturalmente si va in bicicletta insieme, ora a parte c'è diversi che vanno con quelle col motore, insomma mi garba un po', però insomma ci sono anche loro, va bene uguale, dai. Noi siamo in primo luogo un gruppo di amici, ci garba trovarsi giovedì sera, si fa 2 chiacchiere, no, sa un'altra, e però fondamentale è che quando poi si prende una decisione tutti si tira il carretto nel solito verso, e questa è una cosa fondamentale. Devo ringraziare tutti quelli che stasera hanno contribuito a far sì che questa serata, secondo il mio modesto punto di vista, possa restare una cosa indimenticabile sia nell'economia della vita del Velo Etruria, sia in quella dell'Alta Val di Cecina e del ciclismo visto da Pomarance, o perlomeno dall'Alta Val di Cecina. Noi grazie a Paolo siamo arrivati a dei risultati e penso che qualche anno fa fossero impensabili. Abbiamo portato 1300 persone in bicicletta a Pomarance alla nostra Gran Fondo, abbiamo portato 2 tappe della Tirreno Adriatico, grazie anche all'amministrazione comunale che ci supporta in tutti i sensi, grazie agli sponsor che stasera abbiamo fatto un piacere immenso, perché tante persone e tanti sponsor che difficilmente si muovono stasera volevano essere presenti a questa festa, che penso è più una festa a questo punto, mi verrebbe più da
chiamarla un evento, perché è stata veramente una cosa molto emozionante, grazie anche a te Daniel, grazie a Andrea Berton che ha saputo cogliere quelli che sono stati quegli attimi, quei momenti di un mondiale difficilissimo nel quale c'era tutto che remava contro l'Italia, Paolino in seconda battuta. Però abbiamo visto stasera veramente chi sono suoi amici, chi ha avuto intorno, che persone che quando come noi lavori con persone che ti vogliono bene e che tirano avanti per il verso giusto la baracca, si arriva a dei risultati impensabili. Ecco, secondo me il Veletruria a questo punto può dire che è arrivato a dei risultati che forse qualche anno fa erano impensabili, che però a questo punto sono veramente una realtà e sono una soddisfazione per noi tutti e per chi ama il ciclismo e ama l'Alta Val di Cecina. Signore e signori, vi presento il Veletruria. Io vengo indietro, voglio veramente sparire, andate voi avanti perché i veri protagonisti di questo evento, il Velo e Etruria. When everybody's stealing by dawn, I'll find you